in questa location che sa molto di metropolitane, invece no, siamo proprio in centro, non vi dico dove, però è un centro cittadino, magari qualcuno ha la visione in questo momento già taglia, dice io lo so dove perché l'ho riconosciuto grazie a questa mitica rotonda famosa in tutto il mondo. Non è vero niente, parliamo di feste, parliamo di tutti in piazza, Lido di Camaiore ritorna il vino d'autore, questa manifestazione che dà la possibilità un po' a tutti di visionare un certo tipo di qualità, insomma potevamo mancare noi? E certo che no. Lido di Camaiore per 2 giorni capitale italiana del vino. Si è chiusa con successo Vini d'autore Terre d'Italia, 4ª edizione della Kermesse ospitata a Luna Hotel a pochi passi dal mare. Quasi 400 etichette in assaggio, molte delle migliori cantine da tutto lo stivale per gli appassionati e i buongustai del vino. In tanti, bicchieri alla mano, hanno potuto testare nuove e vecchie produzioni, giornalisti, buyer, ristoratori, enotecari, ma anche distributori, sommelier ed amatori. Una selezione prestigiosa di circa 80 realtà italiane che portano nel bicchiere il meglio della produzione del bel paese. La manifestazione è organizzata dalla testata online L'Acqua Buona, specializzata in enogastronomia ed agroalimentare di qualità e che da 9 anni organizza in Versilia anche l'evento parallelo Terre di Toscana. Gran parte del nucleo costitutivo della nostra rivista enologica, che è l'Acqua Buona, cioè quella che organizza l'evento, siamo versiliesi. Per cui abbiamo sempre pensato che portare e vedere la nostra terra come teatro di rappresentazione di un qualcosa di importante ci rendesse in qualche modo orgogliosi di esserci nati. E quindi abbiamo tentato questa via che ormai è dal 2003 che abbiamo intrapreso, di portare in Versilia sempre temi diversi, però eventi enologici che possano distinguersi per spessore e qualità. L'appuntamento Tutti in piazza non ti molla mai, sempre preciso e attento a ogni vario evento. Facciamo che mi sono un po' appinato. Eccoci qua, appuntamento Tutti in piazza non ti molla mai, ogni evento, ogni festa, noi tac, ci siamo, raccogliamo la testimonianza e te la facciamo vedere proprio lì, comodamente sul tuo divano o sulla tua sedia, anche perché quest'oggi siamo arrivati nuovamente a Rimini in occasione della Stra Rimini, quindi inizia a correre perché il servizio è veramente tutto di corsa, o tutto di un fiato, o non hai più fiato, ma vedi un po' tu. Con il tempo di un'ora, 13 minuti e 14 secondi, Rashid Benadman, marocchino della Dinamo Sport, si è aggiudicato la 34esima edizione della Stra Rimini, la tradizionale maratona competitiva di 21 km organizzata dall'associazione Celle Pecore Nere in collaborazione con la sezione di atletica e podismo WISP. Benadman, che ha bissato il successo dello scorso anno ed è al terzo urrà personale sotto l'arco d'Augusto, ha preceduto Mamadou Diouf, senegalese della Miramare Runner, che ha tagliato il traguardo in un'ora 14 minuti e 56 secondi, e Denis Pianini del gruppo podistico Villa Verucchio, che ha chiuso in un'ora 15 minuti e 37 secondi. Oggi ho fatto una bella gara, è andato tranquillo, senza fatiche, senza niente, e per anche il tempo freddo, non è come l'altra settimana, c'è caldo, c'è 25 gradi, è finita la gara dura. Oggi è andato benissimo perché non c'è nessuno dietro, non c'è nessuno davanti, è andato tranquillo fino all'11 km, dopo è andato da solo e quasi il 19 km ha sbagliato la strada, ha sbagliato le biciclette, anche le polizie davanti, ha sbagliato quasi 400, anche fermato un po', dopo che ha trovato la strada la polizia è girato a sinistra e è andato fino all'arrivo. A livello di tempo com'è andata? Il tempo è andato piano piano perché c'è la mezzo, una 4 e una 5 e una 6, oggi c'è un po' di vento vicino al mare, anche c'è un po' di spiaggia, c'è sempre che vado contro il vento. Andato tranquillamente, sì. Allora, siamo qui insieme al signor Bedetti Maurizio, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, della CPN, quelli che organizzano tutti gli anni per la 34esima volta la Stra Rimini. Sì, diciamo che l'evento clou del riminese per quanto riguarda il podismo, infatti la nostra è sicuramente la gara più grossa, la 34esima edizione, e anche quest'anno abbiamo veramente molte adesioni, siamo già arrivati oltre 700 iscrizioni per quanto riguarda i competitivi, ma poi già sabato e domenica mattina molti altri si iscriveranno e quasi arriveremo a 1000.
In più quest'anno abbiamo un po' cambiato quelli che sono i percorsi, la 21 km competitiva partirà da Piazza Tre Martiri e arriverà su Piazza Tre Martiri, mentre la 10, la 5 e la Strarimini Baby partiranno da Piazza Cavour e arriveranno su Piazza Cavour. Abbiamo modificato qualcosina. Quindi un percorso itinerante meraviglioso all'insieme della città, nel vivere la città la domenica e poi soprattutto anche perché, come diceva prima, non è competitiva, ci sono un sacco di persone che arriveranno con cagnolini, bambini, carrozzine. Infatti la Strarimini Baby, che quest'anno ha già superato la 10ª edizione, siamo alla 13ª, è uno spettacolo incredibile perché poi abbiamo invitato tutte le scuole a rivenire con le loro striscioni, con i passeggini, con i genitori, i fratelli, e quando passa questo serpentone, che sono circa 2600 persone, e coinvolge tutta la città perché fischietti, quant'altro, è veramente uno spettacolo. Questa manifestazione che fa parte dello sport e quindi salute è una cosa importante, ma le è mai capitato durante il corso della sua lungimirante carriera di incontrare una donna un po' in affanno che avesse bisogno e si cade proprio ai suoi piedi? No, questo no, però ho visto parecchie situazioni di gente che vuol dare sempre, e questo fa parte dell'agonismo, un po' di più rispetto a quelle che sono le possibilità del momento e che si trova un po' affaticata così. Quindi il consiglio che diamo ovviamente è quello di non esagerare. Certamente, noi ci siamo tutelati perché abbiamo 3 autoambulanze della Croce Rossa, 2 medici e quant'altro, però sempre è correre in base alle proprie possibilità, senza strafare. E questo soprattutto è un consiglio che riguarda i non competitivi, perché i competitivi sono allenati, sanno bene come prepararsi, conoscono bene il loro corpo. Per gli altri è un po' diverso, per chi corre solo la domenica così. Comunque questo deve essere un grande spettacolo di sport, di come vivere la città la domenica. Infatti tocchiamo tutti i punti caratteristici, Piazza Tre Martiri, l'Arco d'Augusto, arriviamo alla Nuova Darsene. Quest'anno per la prima volta facciamo anche 1 chilometro in spiaggia, poi passiamo nel parco del Ponte di Tiberio, attraversiamo il Ponte di Tiberio, tutte le cose più belle di Rimini vengono toccate con questa gara. Allora, fine gara cosa ci consiglia? Ristorante a base di pesce e pignoletto. Sì, prima c'è un mega ristoro sotto la pescheria in Piazza Cavour per tutti i partecipanti e non, perché è una festa, la festa è per tutti. Bene. Poi premiazioni in Piazza Cavour, e ci sarà anche in Piazza Cavour uno spettacolo di un'orchestra folk, e perciò sarà una giornata all'insegna della corposa. Bene, io la ringrazio e naturalmente buona Strarimini. Grazie, vi aspettiamo tutti domenica 21 maggio. Classic Car di Walter Rosi, da sempre la passione per l'automobile e per le auto d'epoca, le protagoniste indiscusse della nostra storia, che hanno segnato i tempi e mi hanno dato le prime emozioni. Dal 1974 ripariamo, restauriamo e vendiamo automobili, coadiuvata con manodopera specializzata, ora affiancato dai figli. Fiat Dati a Capezzano Pianore, il punto di riferimento per tutta la gamma del gruppo Fiat. Vasta esposizione vetture usate, aziendali e chilometri zero. Officina autorizzata Fiat con personale altamente qualificato. Centro revisioni Decra. A San Miniato, Elettrofutura di Lorenzo Berardino. Progettazione e realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali, climatizzazione, sistemi di sicurezza, automazioni per cancelli, impianti di aspirapolveri, energia alternativa. Favoc è una delle principali aziende italiane produttrici di impianti personalizzati per l'abbattimento delle barriere architettoniche, montascale e servoscala a pedana o a portoncina, professionalità dal privato alle grandi aziende. Nella piazza di Lido di Camaiore, a 20 metri dal mare, Hotel Nuovo Tirreno, il posto giusto per le tue vacanze in Versilia, camere con ogni comfort, centro benessere gratuito, direttamente sul mare, cucina tipica toscana. A San Miniato, Modus Società Cooperativa Consortile ARL, consorzio leader nel servizio di raccolta differenziata di multimateriale, vetro, carta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. Con 35 mezzi all'avanguardia garantiamo servizi eccellenti.
piazza!